Chiediamo scusa a tutti gli ascoltatori, c'è stato un problema tecnico con l'audio, ma ora dovremmo aver risolto. La partita è iniziata da quasi 2 minuti e adesso c'è il tiro. Il tiro della... scusate, ora è Zagar che prova ad aprire per Correia. Dicevamo, la partita è iniziata da 2 minuti, già il Bitonto è in avanti, ora si appresta ad avanzare, fanno girare palla e Marco Lan che ora serve Renata, eh, però Ines che ora appoggia per Correia, può ripartire la Royal, il lancio in avanti per Zagar che però non aggancia. Renata, un giro di finte, poi il tiro e trova il raddoppio. 2-0 per Bitonto. Zagar che batte nuovamente, anzi fa ribattere l'arbitro. Correia recupera pallone Bitonto, ora è Renata, ma Gisela è più veloce, non riesce, però il pallone termina sul fondo, può ripartire Bitonto. Nicoletti ora Renata, può avanzare la squadra pugliese, il attacco però di Mansueto è irraggiungibile per la compagna e quindi può ripartire la Royal Lamezia. Lo fa con Alves che però perde il pallone, può ripartire così Bitonto. Renata qua ancora lei, il passaggio per Mansueto, è bellissima questa girata che finisce sotto le gambe di Gisela e beffa Ines per il 3-0. Gisela, è entrata Federica De Sarre, riceve il pallone, ora Zagar che però si trascina la sfera. No, credevamo fosse un fallo laterale, invece no, comunque non è riuscita a gestire la palla mandandola sul fondo. È ripresa già l'azione per Bitonto, vediamo con un Greco, ora Renata prova lo scatto Mansueto, è sempre lei, il pallone ora Renata, c'è Greco libera, riceve il pallone e il tiro, però Ines risponde perfettamente, attacca ancora Bitonto con Nicoletti, ora Greco, Mansueto lascia ancora per Greco che indisturbata può avanzare, trafiggere per la quarta volta la Royal. Si riparte ora De Sarro, Gisela, una serie di finte e poi appoggia indietro per Zagar. Zagar per De Sarro che aggancia il tacco per Correia, bellissimo il tiro e la risposta del portiere del Bitonto.
Zagar perde palla e poi tira dalla lunghissima distanza Di Vincenzo che trova il 5-0. 5 minuti trascorsi, 5-0 per il Bitonto. De Sarro, Correia, Zagar, Correia, De Sarro intercetta il pallone e poi Greco che prova a mettere in mezzo palla che termina sul fondo e corner però per il Bitonto. Ora Renata, tallonata da De Sarro, si fa spazio, lascia però ancora Greco. Greco prova a tirare ma il tapin di Nicoletti viene fermato. Ora contropiede biancoverde, il passaggio di De Sarro però è troppo lungo. Pallone termina in fallo laterale. Renata appoggia all'indietro per Greco. Grieco, scusate. Renata prova l'apertura per Nicoletti, viene intercettata dalle Royal, però tergiversa troppo Gisela, lascia ancora a Renata e il tiro, poi c'è il ritorno di Gisela, sventa la minaccia. Ancora Bitonto che amministra con Grieco, Marco Lan e il taglio in mezzo, questa volta però il pallone è fuori. Ines per Correia, Gisela Martinez, Aliotta, capitano indietro per De Sarro, Gisela per Correia, indietro per Ines che però non può toccare il pallone quindi lascia sfilare in corner il tiro di Abadessa che termina fuori. Riparte Correia, De Sarro, Gisela, si fa spazio De Sarro, ancora a Correia. Gisela prova il tiro però è ampiamente al lato. L'apertura adesso di Grieco ma riparte il contropiede Royal. De Sarro lascia indietro per Nani Alves, si perdono un po' le giocatrici e poi il palla in fallo laterale sempre per la Royal. De Sarro, Royal con il power play però non ne approfitta, un po' confuso in questa azione. Ora rimessa Marco Lan, poggia all'indietro per Abadessa. Di Vincenzo e poi bellissimo il dribbling e il tiro ma Ines blocca e può ripartire la Royal ora con De Sarro che però incespica sul pallone e favorisce il contropiede avversario che poi però ritorna indietro con Abadessa che lascia ora Grieco.
Di Vincenzo con Marco Lann, un po' di confusione, ma ancora Marco Lann prova a farsi spazio, bello il attiro, però palla termina di poco a lato. Può ripartire la Royal. Ora Alves perde il pallone, è entrata nel frattempo anche la sedicenne Maria Raso. Grieco si fa spazio, serve Di Vincenzo da Grieco da solo davanti al portiere che blocca e può avanzare, avanza ancora ma non riesce a servire Alves. E ora il primo time out. Il gioco riprende. Greco ora sul pallone, appoggia all'indietro Marco Lann, poi Abadessa, l'apertura per Greco, però la palla termina fuori ora Zagar per questa rimessa. Indicazioni del mister Domaral. Tutto pronto, si riprende. Ora può avanzare Aliotta, Alves. Aliotta, Zagar. Fanno girare palla le due. Ora Alves. Si muove tra le linee Ines. Alves, l'apertura per Raso che per poco non raggiunge il pallone. Può ripartire Di Vincenzo che lascia indietro a Marco Lann, ancora Di Vincenzo, Abadessa. Pallone però rocambola tra i piedi delle giocatrici biancoverde che possono investire una nuova azione. Adesso Raso che prova ad avanzare, Aliotta ancora Raso, prova a servire dietro una compagna, però capisce tutta Badessa e può ripartire. C'è Greco in avanti, il passaggio smorzato da Zagar che manda la palla in fallo laterale. Abadessa apre ancora per Marco Lann, il taglio bellissimo di Grieco per Abadessa che però non raggiunge la sfera, può ripartire la Royal. Correia, Raso, il taglio per Gisela però è troppo lungo. Renata rientrata ora in campo, fa ripartire l'azione. Nicoletti ancora
Pallone torna indietro, Renata, il dribbling su Correia, può ripartire. Renata ancora. Il tiro di Buchicchio e la deviazione di Ines in corner. 8:38 al termine di questo primo tempo, sempre 5-0 il risultato a favore del campionessa Europa del Bitonto. Ora il tiro di Mansueto e la respinta di piede di Ines, che ricordiamo che non è il portiere, ma una universale, quindi quest'oggi si trova a giocare in porta per l'indisponibilità del portiere titolare Luzzi. Renata una serie di finte, poi il tiro bello e termina però di poco alto sulla traversa. C'è stata una deviazione, parte le giocatrici biancoverdi e il pallone in corner. Buchicchio per Renata prova a farsi spazio, ma c'è un muro bianco-verde. Zagar che prova a far partire in contropiede De Sarro, che però viene fermata dalla stessa giocatrice brasiliana Renata. E ora Di Sarro prova ad aprire per le compagne, ma il pallone termina in fallo laterale. Correia prova ad avanzare, viene fermata, ma c'è Ines sul pallone. Ines avanza ancora, salta tre giocatrici, poi De Sarro da sola e il miracolo del portiere Bitonto. Poi però l'arbitro ferma il gioco perché la porta si è spostata e quindi va sistemata. Coda si appresta insomma a sistemare, ecco, tutto pronto, si può ripartire. Ines, Renata, il dribbling su Ines, può avanzare, serve Buchicchio che trova la sesta rete. 6-0 il risultato. Nuovo time out. Tutto pronto per la ripresa del gioco. 7 minuti e 05 al termine del primo tempo. 6-0 per Bitonto. Gisela apre per De Sarro, cambia gioco dall'altra parte per Zagar, però il passaggio su Correia è impreciso. Può ripartire Bitonto con Renata.
Buchicchio che però spreca una nuova occasione, De Sarro non riesce a ripartire. Palla in fallo laterale, Nicoletti. Renata. Ancora Renata, bello il passaggio per Mansueto, il cross che non trova però nessuna delle compagne, può ripartire la Royal con Gisela, un dribbling su Buchicchio, però si trascina il pallone fuori dal terreno di gioco e può ripartire Bitonto che però batte male questo fallo laterale, quindi palla adesso alla Royal con Gisela che appoggia indietro per Correia. Correia per Ines che da sola trova il primo gol di questa partita per la Royal Team Lamezia, 6-1. Renata, sentiamo le urla di Omaral che dice pazienza, copertura. Renata ancora, una serie di finte e poi non riesce a servire le compagne, può ripartire Zagar che però è in mezzo a tre, la appoggia indietro per De Sarro che lascia ora Correia. De Sarro ancora, il tiro e palla che tocca la traversa. Fallo laterale per Bitonto, coda sul pallone che lascia però alle compagne, anzi no, una rimessa al fondo, coda che serve a Badessa. Poggia indietro per Marcolan che fa a botte con Gisela che poi costringe a Badessa a mandare in fallo laterale. Battuto, ora palla a Correia. Il dribbling, poi il passaggio su De Sarro, Ines. Ancora De Sarro. Zagar indietro per Correia. Zagar al centro per Ines che questa volta sfiora il palo alla destra di Coda, può ripartire ora Bitonto. Bello il attacco di Marco Lanna a servire Mansueto, però è impreciso il tocco, non preciso il tocco e quindi rimessa ancora per la Royal. 4-18 al termine di questo primo tempo, 6-1 il risultato. Il tiro di Zagar viene respinto e ora De Sarro, occasione ghiotta da sola davanti al portiere, spedisce però al lato, può ripartire ora, bellissimo il taglio di Marco Lan per Grieco, però intercetta di testa De Sarro e rimessa laterale, ora Badessa. Grieco. Fanno girare palle alle giocatrici di Bitonto. A Badessa. Bello il taglio di Grieco e poi il passaggio di Mansueto al centro per Abadessa che viene anticipata ad un soffio. Belle trame di gioco fanno vedere le giocatrici pugliesi. Grieco. De Sarro intercetta e può servire Correia. Il tiro e il pallone che termina ancora al lato.
De Sarro, Alves. Si piazzano le giocatrici bianco-verdi che giocano, ricordiamo sempre, con il power play. Correia dalla lunga distanza, il pallone è fuori. Coda che appoggia per Marcolano. Ora Gisela che prova a soffiare il pallone da Badessa, ancora il pressing altissimo delle giocatrici bianco-verdi. Infatti recupera il pallone Alves, Correia in superiorità numerica, il tiro e la parata di Coda. Alves, De Sarro, Correia, Alves, ancora Correia in mezzo per Ines, però il pallone viene recuperato da Mansueto che poi anziché tirare nella porta sguarnita prova a servire Grieco, però il passaggio è impreciso e quindi permette alla Royal di ripartire. Era una rimessa al fondo. Alves ancora avanza, lascia poi a De Sarro, Correia, De Sarro, Alves, De Sarro, Correia, Gisela chiama lo schema e fa girare palla su De Sarro. Sbagliato il passaggio di Alves e poi De Sarro che manda in angolo questo tiro dalla lunga distanza da parte di Mansueto. Mansueto indietro per Code, può ripartire ora il tiro bellissimo e poi il settimo gol di Vincenzo. Ha fatto un bellissimo tiro Marcolan e poi trova la settima rete di Vincenzo, una doppietta personale. Si riparte 1:35 al termine di questo primo tempo, 7-1 per Bitonto. Gisela Ines, dato il passaggio di ritorno per Gisela e quindi Bitonto può ripartire, lo fa ora con Mansueto. Mansueto prova il servizio verso Grieco, però riparte adesso Alves, l'apertura errata per Gisela che era dall'altra parte del campo. Mansueto, Gisela prova il dribbling ma Coda può bloccare e fa ripartire le compagne. Marcolan, ancora lei, il lancio per Grieco, non filtra però la palla, Alves manda in fallo laterale. Ruba il pallone Alves, il tiro bellissimo, termina però al lato, avrebbe meritato miglior fortuna questo tiro di Alves, non tanto ma per la coordinazione, soprattutto per aver soffiato il pallone. Può ripartire comunque ancora la Royal, lo fa con Correia. Alves,
Il tiro deviato è proprio sul gong, finisce così il primo tempo, a risentirci tra poco.
Ben ritrovati, è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra TNT Royal Lamezia e Futsal Bitonto. 7-1 il risultato per le campionesse europee. Il secondo tempo è iniziato proprio in questo momento, 8 secondi. Le giocatrici del Bitonto. Ora Renata che appoggia indietro per Marcolan che apre per Nicoletti. Nicoletti perde il pallone col pressing di Alves, ma c'è Mansueto. Coda poi apre ancora per Renata. Mansueto il tiro però è al lato. Bello il diagonale però un po' fuori misura. Si riprende Zagar, prova il passaggio per Alves, però ritorna sul pallone Renata. Bello questo recupero da parte di Alves. Ancora Alves per Gisela, il gol sotto le gambe di Coda. Trova il secondo gol di marca spagnola per la Royal che nel primo tempo aveva aperto meglio, aveva segnato il primo gol con Ines che in questo momento si trova in porta, anche se come abbiamo detto non è quello il suo ruolo. È ripreso il gioco, Mansueto che appoggia indietro, Nicoletti che lascia a Marco Lanni il taglio, ora Renata che prova il dribbling su Gisela, non riesce ma appoggia indietro per una compagna, ora Mansueto ancora Renata, Renata è sempre lei, mette a terra due giocatrici e poi apre per Nicoletti che è tutta sola, prova il tiro che però viene respinto e ora palla in fallo laterale per la Royal. Alves, Ines, quindi il power play, ora Zagar che fa tutto bene tranne il tiro che è sicuramente da dimenticare. Mansueto perde il tackle con Zagar che appoggia indietro per Ines. Alves ora può ripartire. Zagar, bello il taglio per Alves, pallone sul sinistro e la palla che sfiora il palo alla sinistra di Coda. È entrata con un piglio diverso la Royal in questo secondo tempo, anche se il risultato non diciamo che è compromesso perché nel calcio 5 tutto è aperto fino alla fine, ma insomma sicuramente è complicato. Già battuto questo calcio di punizione, crediamo sia il primo fallo di tutta la partita, una partita giocata fin qui in maniera molto corretta da parte di entrambe le squadre. Ora Renata che apre per Mansueto, il tiro viene ribattuto da Correia. Mansueto che ripiega all'indietro verso Coda, che però restituisce il pallone in maniera errata e quindi rimessa laterale per la Royal. Alves ora apre per Correia, ancora scusate Gisela per Correia. Ancora Correia, Gisela. Zagar mette in mezzo e poi il tiro e il pallone che esce di poco. Ines per Alves,
il pressing del Bitonto. Gisela poi riesce a mantenere il pallone. Nicoletti, Renata in mezzo a due giocatrici, lascia ancora Nicoletti, il taglio verso Marcola. Nicoletti, bello l'anticipo, il tiro poi viene respinto, ancora può ripartire Bitonto. Renata si fa spazio, il tiro colpisce entrambi i pali e il pallone clamorosamente esce. Ancora Renata a farsi spazio, lascia Mansueto, Nicoletti, ancora Mansueto. Dialogano le due, poi Alves manda il pallone in fallo laterale. Nicoletti, Renata, ancora lei, l'appoggio e poi il tiro viene deviato ancora una volta da Zagar. Può ripartire il contropiede della Royal con Correia. Mansueto intercetta, Renata può ripartire, serve ancora Mansueto, il piattone però riparte la Royal. Correia perde però il pallone in favore di Renata che poi appoggia per Mansueto, allarga per Nicoletti, ancora Mansueto, il tiro, pallone che termina però sul fondo alla sinistra del portiere Ines. Alves, Zagar, il bello il passaggio però termina fuori il pallone. Ci prova ancora una volta Mansueto. Renata porta il pallone sul destro, poi serve Grieco, ancora Renata ancora appoggia per Mansueto e Gisela può intervenire. Correia, il tiro respinto da Nicoletti. De Sarro, Gisela, ora De Sarro indietro per Correia, fanno girare palla le giocatrici biancoverdi, poi Zagar che guadagna un corner. Corner battuto a favore di Correia. Zagar, pallone che è ancora in campo, Correia che per evitare ogni pericolo manda palla in fallo laterale e poi lascia il campo in favore di Aliotta. Grieco, il tiro è alto,
Zagar indietro per Gisela che prova a vedere il piazzante delle compagne, riesce a servire De Sarro che apre per Zagar, prova a servire Aliotta, però intercetta Bitonto che può ripartire. Renata apre adesso per Abadessa, Abadessa che si centra, il tiro respinto da De Sarro. Zagar dietro per Ines, Aliotta, Gisela, bello il dribbling su Renata, ma poi si allunga un po' troppo il pallone. Renata ancora indietro per Abadessa, ancora Renata, prova a saltare Gisela che la segue, apre ora invece per Grieco, dialogano ancora le due. Il tiro poi trova il primo gol di questo secondo tempo. Renata, il primo gol di questo secondo tempo per Bitonto che ha quota 8-2 il risultato parziale. Gioco riprende ora con De Sarro, Zagar, Aliotta, De Sarro. Il tiro, un po' di confusione in area, ancora Zagar che prova a mettere in mezzo, ma Abadessa e poi Coda può bloccare, fa ripartire il gioco per il Bitonto. Fanno girare il pallone le giocatrici del Bitonto. Ora Grieco appoggia all'indietro per Marcolan. Grieco ancora, le due. Alexandra che passa, ancora lei e prova il tiro ma Aliotta respinge, manda in fallo laterale. Alexandra per Grieco, non controlla e palla che termina in fallo laterale. De Sarro, Zagar, ancora De Sarro, poi Aliotta, De Sarro, Ines, Aliotta sbaglia il passaggio e poi comunque riesce a salvare dopo il tiro in porta da parte delle giocatrici di Abadessa. Ora può ripartire ancora Bitonto. Abadessa ancora prova il dribbling sul raso, si ferma, appoggia ancora all'indietro, il tiro della lunghissima distanza, Zagar che respinge, ancora Bitonto che attacca con Abadessa. Grieco poi riesce a tenere il pallone in campo solo per un attimo, però Alexandra può ripartire la Royal. Questo fallo laterale. De Sarro, Alves, ancora De Sarro, Alves, Ines, il tiro poi può bloccare Coda che prova la soluzione dalla propria porta, ma c'era Alves che controllava e lascia sfilare il pallone fuori. Rimessa Royal già battuta ora De Sarro, avanza sempre col power play la Royal. De Sarro, Alves, Aliotta, Alves,
intercettata adesso e prova il tiro, ma Alves la tiene ancora in attacco. Ines che apre per Raso, indietro per Aliotta, errato il passaggio, poi Alves ancora e poi Greco trova la nona rete. 9-2. Porta pressoché sguarnita, quindi facile, non poteva sbagliare Alessia Grieco. Ripreso il gioco. Alves, Correia, De Sarro, il passaggio per Gisela che però non riesce, quindi nuova rimessa per Bitonto, già battuta. La palla però era in movimento, si lamenta Badessa, ma l'arbitro dice non poteva essere altrimenti. Ora Gisela, De Sarro, Alves, apre per Ines, ancora Alves, Ines, tallonata da due avversari, prova a mettere in mezzo, ma Alexandra manda in fallo laterale. 8 minuti al termine di questo match, sempre 9-2 il risultato. Gisera prova il passaggio su Alves, però c'è un contrasto, il suo ultimo tocco e quindi rimessa laterale con Grieco sul pallone che appoggia indietro a Badessa che apre Marcolan che prova a aprire Grieco, bello il dribbling e poi mette in mezzo per Abadessa che perde l'attimo giusto, appoggia ancora all'indietro. Alexandra, bello il tiro e la deviazione in corner da parte di Ines. Tiro dalla lunga distanza ancora di Abadessa, stavolta però il pallone alto sulla traversa. Alves leggermente spinta, non ci sono gli estremi per il fallo. Rientra in campo Mansueto. Palla ancora in fallo laterale, De Sarro sul pallone. Gisela prova a portarsi il pallone sul destro, ma viene fermata in fallo laterale. Correia, Gisela, ancora Correia, lascia De Sarro. Correia ancora, De Sarro. De Sarro ancora, il tiro è bella la risposta di Quota in corner. Correia, De Sarro. Ancora De Sarro che apre per Alves, prova ad accentrarsi, viene però fermato ottimamente da Mansueto che poi delicatamente appoggia in rete. Gol numero 10 per il Bitonto. Doppio cambio per Bitonto, rientrata Nicoletti. E adesso è entrata con la maglia numero 8 Mitolo, Vanessa Mitolo. 6-14 al termine di questo match.
Alves, il tiro di lunga distanza, la risposta di coda e poi palla che termina in fallo laterale. Si arrabbia De Sarro ma può ripartire Bitonto, lo fa con Mansueto che appoggia indietro per Nicoletti. Ora Renata, Mansueto, dialogano le due, poi prova il passaggio che non, ma il pallone non filtra, ancora Renata per Mitola, ancora Renata, De Sarro per un attimo le ruba il pallone ma fa una serie di dribbling, ancora Mitolo che prova a restituire il pallone, si gioca sul filo della linea di fondo ma può ripartire Gisela in mezzo a tre, viene fermata e palla però mantiene viva l'azione Alves che lascia De Sarro. Correia, Gisela sbaglia e serve Mansueto e poi Renata dalla lunga distanza, la palla però è fuori, non c'è stato nessun tocco da parte delle giocatrici biancoverde, quindi si riparte con una rimessa al fondo. Lancio lungo in avanti per Gisela che prova a girarsi in mezzo a tre, forse ci riesce, viene messa giù da Nicoletti che fa fallo. Calcio di punizione per la Royal da una posizione interessante. E ora time out. Si riparte con questo calcio di punizione, Correia calcia direttamente in porta e Coda però salva, può ripartire l'azione, ancora Renata che apre per Nicoletti, si chiude il triangolo tra le due, Mansueto a pochi passi, calcia e coglie leggermente il palo e si riprende. Palla in corner con Renata sul pallone, l'apertura per Mansueto, il piatto respinto da Ines. Renata, Mansueto, l'apertura per Mitolo che blocca bene, poi il tiro e il pallone che termina fuori. Ancora Mansueto e Ines sul pallone.
Gisela, Correia, ancora Gisela. Zagar, Correia. Nicoletti prova a servire Buchicchio, però senza fortuna, e quindi rimessa ora per la Royal con Correia sul pallone. Ines. Correia, il tiro per il passaggio per Zagar che era indisturbata e può può segnare la terza rete. Festeggiano le giocatrici. 3:15 al termine di questo match. Nicoletti, Renata sfrutta il blocco di Nicoletti, poi un bellissimo dribbling e poi il tiro viene però fermato da Zagar. Peccato, va fatto una bella serpentina a Renata. Ora Mansueto che la serve, poi il passaggio di suolo ancora per Mansueto, Zagar che interviene, Nicoletti, Renata ancora tiene il pallone in campo, ora Buchicchio, Mansueto per Renata ancora, è libera dall'altra parte Nicoletti che riceve il pallone, il piattone deviato ancora da Zagar, palla in fallo in corner, scusate. Mansueto intercetta Gisela, però viene controllata da Renata che poi la controlla la sfera, ancora lei sul pallone, apre per Mansueto, Mansueto ancora, Buchicchio apre per Renata, il dribbling e poi il tiro di Ines e poi Zagar manda in fallo laterale. Corner e poi il tiro di Nicoletti alto sulla traversa. Branca. Coda lancia subito in avanti per Buchicchio che però non controlla, palla che termina sul fondo. Zagar. Correia. Gisela. Zagar. L'apertura per Branca, pallone però troppo lungo. Ora è entrata anche in campo Erika Malvagio. Zagar indietro per Correia. Gisela. Correia che si allarga, prova il tiro, viene fermato e poi Renata fa ripartire l'azione per il Bitonto ma non riesce a servire Buchicchio. 59 secondi al termine di questo match. Correia ancora, tallonata due avversari, prova il lancio in avanti ma Nicoletti riparte, prova il tiro, viene stoppato. Renata per Mansueto, bloccata ancora da Zagar. Malvagio può lanciare questo pallone in avanti dove però non trova nessuna delle proprie compagne. Renata che poggia ora per Mansueto, il taglio in mezzo, una deviazione da parte dei giocatori delle Royal che ora ripartono con Gisela.
Ben piazzato Bitonto, e poi Renata ruba facilmente il pallone all'avversaria. Si ferma, gesto di fair play per l'infortunio subito da Gisela. Buchicchio, Nicoletti, Buchicchio ancora, Buchicchio si gira il diagonale e il pallone che termina sul fondo. Finisce qua la partita, 10-3 per il futsal Bitonto sulla TNT Royal Lamezia. Grazie a tutti per averci seguito, arrivederci al prossimo appuntamento.